Ed eccoci arrivati al momento di approfondimento, quindi guardiamo l'economia, guardiamo la finanza globale con Stefano Zara, il nostro esperto di economia e finanza. Ben ritrovato, buonasera, grazie anche a lei di averci raggiunto. Allora, ho voluto mettere questo titolo perché è stata la prima battuta che abbiamo fatto. Io ho detto: come stanno andando le cose? Calma piatta. Beh, oddio, meglio calma piatta che non situazioni paradossali che abbiamo visto. Cosa vuol dire? Quindi noi ci troviamo comunque in una calma relativa perché le aziende sembrano essere andate molto bene, vero? Vanno bene nel nostro paese, vanno meglio nel nostro paese che nell'altra parte d'Europa, quindi corriamo più della Francia, più della Germania, più della Spagna. Il nord-est però in particolar modo, il nord Italia, sì, vero? Perché il resto ci abbassa un pochettino. Sì, abbiamo ripreso ad esportare, noi siamo un paese frugale, esportiamo molto di più di quello che importiamo, quindi abbiamo un disavanzo commerciale molto ampio. Questo ci consente, come dicevo prima, di mantenere il rapporto debito pubblico e prodotto interno lordo sotto la soglia del 140%. Noi facciamo tanta cassa, portiamo a casa molto più di quanto spendiamo per importare. Questo è buono, quindi. Questo è buono, il fatto che gli orizzonti possono essere ancora migliori se riusciamo a gestire bene i flussi del PNRR, è una questione che è d'attualità, è una questione che non ci vede muovere in maniera molto assennata, no? Abbiamo tanti soldi che possono entrare velocemente, ma abbiamo delle capacità di elaborare progetti molto ridotta. Questo è un portato del fatto che non abbiamo una stabilità politica. Chi fa i progetti è la classe politica. Noi abbiamo un governo anche che si è insediato da poco, abbiamo anche governi locali e regionali che si sono insediati da poco. Si fa fatica a pensare che le nuove amministrazioni abbiano una capacità di redigere programmi, progetti, farli approvare, e abbiamo una responsabilità di spesa che va dal privato al pubblico. Facciamo un esempio: anche nei capitoli di spesa del PNRR, anche il dirigente scolastico è responsabile delle decine di migliaia di euro che spende, ha una responsabilità importante, quindi tutto un sistema a pioggia che ha un suo limite. Noi abbiamo una delega nei capitoli di spesa troppo allargata e una progettualità che per forza si disperde. Su questo non so se faremo tempo a rimediare, quindi capisco gli imbarazzi di chi non è ancora arrivato a dire dammi soldi su questo progetto, perché non hanno avuto modo di redigere un progetto, e quelli che ci sono i soliti progetti. Chiaro. Quindi allora, tutto sommato, da questo punto di vista di export, l'economia abbiamo visto che va abbastanza bene. Sì. E invece per quanto riguarda il resto, come siamo messi? Perché l'inflazione continua a galoppare, i tassi di interesse li fanno continuare a crescere per abbassare l'inflazione, no? È il solito gioco che... Si prenderanno una pausa, perché negli Stati Uniti si dà un po' per scontato che dopo 9 rialzi consecutivi o 11 rialzi consecutivi, ma tutto concentrato in meno di un anno, quindi un'azione molto aggressiva della Banca Centrale Americana che non si era mai vista dagli anni 70 in poi. Solo Walker negli anni 70-80, con un'inflazione americana al 14%, intraprese un'azione di rialzo di tassi talmente forte da mettere in ginocchio non solo l'economia ma anche le due amministrazioni che c'erano in quel momento, insomma, credo Nixon. Però in Europa li stanno alzando. Li stanno alzando, abbiamo un problema di dover utilizzare il freno e l'acceleratore in maniera combinata. Noi abbiamo bisogno di rallentare, di frenare l'inflazione, che è un'inflazione che ha origine diversa rispetto a quella degli Stati Uniti, che è un'inflazione da consumi. Okay. Il loro PNRR, lo dico sempre io, se lo sono già fatti, perché le due amministrazioni, prima Trump e poi la successiva Biden, hanno fatto di quelle iniezioni di liquidità mostruose che hanno contribuito a mantenere alte le retribuzioni, alti i consumi, e nonostante una fase molto aggressiva, alcuni dicono anche troppo aggressiva, di rialzo dei tassi, i consumi si mantengono buoni, le retribuzioni si mantengono alte e il mercato del lavoro, cioè il numero degli occupati, è sempre tonico. Ma e da noi cos'è che si sbaglia? Perché ad esempio in Germania e in Francia hanno aumentato le retribuzioni, da noi invece... non è un tema questo, le retribuzioni si cerca di conferire maggior cassa alle imprese perché possano aumentare il numero di occupati, cioè per assumere. Do a te imprenditore possibilità di assumere di più. Bisogna anche agire sul fronte do a te dipendente la possibilità di pagare meno imposte, la famosa discussione che si fa sul cuneo fiscale: se aumenta
la tua retribuzione deve aumentare con il tuo potere d'acquisto. Non Esatto, perché teoricamente diretta, bisognerebbe che per mantenere un'economia a un certo livello si spendesse anche di più, cioè si consumasse, così invece si rischia che molte persone consumino sempre meno perché hanno meno disponibilità. Ma sì, tutto quello che è il nostro PIL più è legato agli interscambi, alle esportazioni, non è legato ai consumi interni, sono in minima parte. Che contano quindi poco. Che contano quindi, e interessano poco. Allora. Mentre dall'altra parte tutto è legato soprattutto ai consumi interni. Dall'altra parte sarebbe Stati Uniti e Cina, e anche Cina però no, Cina, sì. perché non va tanto bene con l'export. La Cina ha fatto il suo piano industriale scadente 2025 che avrebbe portato la Cina ad essere il primo PIL mondiale. Non credo che arriveranno a essere il primo mondiale perché stanno sottovalutando la capacità di reazione di tanti bistrattati Stati Uniti. Ecco, però sono due economie che hanno fatto della rivoluzione tecnologica un mantra straordinario. Quello di mantenere, nonostante 11 rialzi di tassi, una produttività, una capacità d'acquisto, una crescita e mantenersi baricentro ancora della crescita. Mi fa dire quello che dicevo prima, i tanti bistrattati avranno tanti problemi, saranno criticabili sotto moltissimi punti di vista, ma oggi sono più che mai baricentro della crescita occidentale. Insomma, non possiamo considerare la Cina un modello replicabile, è un'economia di regime, anche noi che ci occupiamo di finanza, quando facciamo delle valutazioni su quel mercato di riferimento, c'è un mercato interno che è molto piccolo, di azioni di aziende cinesi quotate lì, dove facciamo fatica a capire se i numeri sono corretti o non sono corretti, e c'è un mercato esterno di aziende cinesi quotate fuori, quindi un mercato americano piuttosto che un mercato inglese, dove tutto sommato i dati non sono così eclatanti. Insomma. Quello che si percepisce è che lo standard di crescita deve mantenersi, la Cina crescerà anche quest'anno del 5,5%. Però non è male, esatto. Quindi, ed è ovviamente un paese che sta facendo passi da gigante nell'applicare modelli di intelligenza artificiale non solo alle attività domestiche, al comparto amministrativo, alle loro aziende, al sistema scolastico in Cina. Sì. E gli americani lo sanno e quindi la gara che stanno facendo è una gara ad altissimo livello. Di quello che noi abbiamo una percezione, ti do un esempio molto banale, Microsoft, il branch di Microsoft legato all'intelligenza artificiale, quindi è un pezzetto d'azienda che fa solo intelligenza artificiale, negli ultimi 5 trimestri ha utili che crescono del 100% ogni trimestre. Quindi questo di comparto vuol dire che l'intelligenza artificiale richiama i produttori di microprocessori, no? Io per lavorare in maniera efficace sull'intelligenza artificiale devo avere uno strumento di elaborazione sempre migliore, no? Quindi attraino poi tutta l'industria di microprocessori, delle materie prime legate alla produzione di microprocessori, anche la svolta, la conversione green. La Cina, ad esempio, leggevo l'altro giorno, c'era il tema degli alti prezzi del litio. Guarda caso. Gli accumulatori, esatto, guarda caso. Le ultime auto prodotte in Cina non usano più accumulatori a ioni di litio ma a ioni di sodio. Gli ioni di sodio costano, l'autonomia delle batterie di ioni di sodio è molto più limitata, quindi circa 200-300 km al massimo rispetto però costa un centesimo rispetto al litio. Quindi se voglio elettrificare, per brutto termine, gran parte della popolazione a costi più contenuti è un tema che avrà un suo impatto, no? Quindi dall'altra parte la ricerca tecnologica e la trasmissione rapida dei contenuti della ricerca tecnologica alla realizzazione poi, no, del dispositivo è una catena che sia molto accorciata. La velocità in cui l'industria recepisce le novità è sorprendente. Una fase del genere non l'abbiamo mai attraversata. Poco se ne parla però. Se ne parla poco perché devi raccogliere le informazioni un po' random. No? C'è una certa pigrizia da parte di chi si occupa perché occorre avere una visione d'insieme, non è così facile, occorre fare
saper distinguere la bufala o la notizia, non la fake, la notizia che va gridata e basta, e occorre avere anche delle competenze tecniche, per cui bisogna saperle scovare, ma sono notizie fondamentali importanti, assolutamente importanti. Relativamente sempre all'intelligenza artificiale, che connessioni può avere con la vita di tutti i giorni, anche con la nostra privacy o quant'altro? Pensiamo solo, fino all'anno scorso si parlava dell'introduzione delle tecnologie di blockchain, che è sostanzialmente un grande sistema che ci permetterebbe di archiviare in maniera sicura, in maniera inviolabile i dati, come il futuro delle pubbliche amministrazioni. Non pensavo il catasto, no? Certo. Un modo per archiviare tutti i dati in maniera ordinata e consentire non a un ente, a un device centrale, a un server centrale, ma consentire l'accesso a questo archivio anche in maniera periferica, no? Quindi io mi collego da Padova, da me, e riesco a ricostruire in maniera, e questo senza, con la certezza del dato, perché blockchain, questa è una tecnologia che è derivata dal mondo delle criptovalute. L'intelligenza artificiale ha implementato, incrementato, amplificato, moltiplicato in maniera esponenziale, lo fa da anni, ma oggi finalmente è a disposizione, dicevo prima, nelle vendite al dettaglio, catene come Amazon, oppure la controllata di Amazon, Whole Food, che serve pasti freddi, è un po' non abbiamo catene simili. È come sostanzialmente Whole Food è un negozio che vende alimenti, sia crudi che cotti, sia pronti da portare via, consente ai propri clienti, ai clienti Amazon, che abbiano ovviamente dato consenso ad Amazon di trattare i propri dati, quindi tu hai inserito il tuo nome, cognome, la tua carta di credito e tutto, di pagare semplicemente appoggiando il palmo della mano sulla cassa, no? Questo libera un sacco di tempo. Il futuro è di consentire alle casse di visualizzare una sorta di codice a barre dei prodotti e consentire una spesa in cui io, che sono cliente Amazon o di quella catena, ho già dato il consenso a trattare i miei dati, quindi il supermarket ha la mia carta di credito, sa se la mia carta di credito è capiente o no, e mi vede entrare col carrello, uscire col carrello, nessuno mi chiede niente, ho già pagato la mia spesa. Caspita, però. Questo apre, però apre dei versanti. Apre dei versanti. Ma sì, si diceva che parlare di privacy oggi è assolutamente un paradosso, ma senza alcun senso. Noi siamo un paese, quando ci dicono che siamo al 50° posto dei paesi in cui poter fare impresa, ma è vero, noi ci partiamo ancora a firmare il modulino della privacy. Ma che senso ha? Non ha alcun senso, non ha alcun senso. Ma questa è l'incapacità della burocrazia, oppure comunque di chi fa le leggi, non solo di percepire il nuovo, ma sei un cul-de-sac dove non ne vieni fuori. Arriverà il momento in cui da sopra si accorgeranno che stiamo facendo delle stupidaggini, stiamo perdendo tempo, spendendo soldi, perché questo costerebbe anche meno soldi. Non è sicurezza, questo non tutela niente, è solo una perdita di tempo. E ci vuole anche poco a rimediare, no? Ci vuole anche poco a rimediare. Ma noi ci sono gli strumenti per poter... Ci sono gli strumenti, perché la tecnologia è una tecnologia non ad altissimo costo, No, sistemi di videosorveglianza e videocontrollo sono ormai diffusi, no? Passare da quella videosorveglianza e videocontrollo che non ha alcuna finalità a finalità operative come quella di controllare chi sta in un supermercato, e se il riconoscimento facciale è ormai... è una cosa molto, molto semplice, molto banale, esiste negli aeroporti, esiste nei supermercati, esiste nelle piazze, in Cina ne fanno un uso, lì c'è anche una funzione di controllo sociale, chi frequenta certe zone e a che ore, perché, cioè passare poi da un uso, tra virgolette, lo faccio per agevolarti, a un uso lo faccio per controllare quello che fai, il confine è molto sottile. E lì tutti gli allarmi, i semafori, gli stop, i distinguo dei grandi capi delle aziende americane che si occupano di tecnologia, e dire attenzione, dobbiamo porre un freno perché l'intelligenza artificiale è, attenzione, fino a qualche mese fa parlavamo di data, i big data, ci sono già, quindi queste aziende hanno già tutti i dati, è molto semplice, ce lo insegna, se ci ricordiamo, lo scandalo di Facebook, Cambridge Analytics, no? Un uso distorto dei dati può creare dei grandi
da anni, no? Quindi è su questo tema che o lo cavalchi non ponendo paletti e basta, ma lo devi affrontare, perché altrimenti rimani non al 57esimo, al 110, 120esimo, 200esimo posto, cioè l'ultimo della Quindi ruota da del noi carro. praticamente il problema è questo di riuscire ad adeguarci a queste novità. Ma questo non vuol dire mai sottrarre al cliente il libero arbitrio di scegliere cosa fare, no? I programmi che ti consigliano che investimenti fare al tuo cliente impostate certe caratteristiche esistono dagli anni 90. L'americano Frank Russell negli anni 90 si diceva avesse un programma mutuato da quello che si utilizzano nei satelliti perché l'orbita del satellite deve tutto sommato in ogni istante tenere conto di una serie di variabili, ecco, sono degli algoritmi molto strutturati ma niente di nuovo, ecco. Una evoluzione e il fatto che sono diventati ancora più raffinati ci consente di dare delle impostazioni che però tu non devi prendere in maniera apodittica, sono impostazioni che devi condividere, quindi il lato nelle democrazie, questa sorta di condivisione ci sarà sempre. Io sarei proprio preoccupato in Cina, ovviamente è difficile che condividano, no? Certo, O nei regimi, ma nelle democrazie il lato della condivisione, l'assenso, ci saranno alcuni aspetti della tua attività in cui darai l'assenso, perché no? Perché va a mio vantaggio, degli altri aspetti della tua attività, delle tue relazioni, della tua vita in cui non darai l'assenso, sì, e quindi certo. si fermerà tutto. Insomma, in buona sostanza, diciamo calma piatta per quel che riguarda i sistemi, diciamo, macroeconomici, però in realtà bolle in pentola tantissimo. Bolle tantissimo in pentola, per crescita invece attenzione, sullo sfondo rimane sempre ormai da più di un anno, insomma, il conflitto che non è banale. Non può essere banale e quello è una cosa che conflitti, diciamo, perché non è l'unico conflitto, ce ne sono tanti a questo punto. Quello ci preoccupa. Allora Stefano Zara, grazie mille. Un consiglio al volo che chiudiamo? Beh, insomma, rimanere per chi occupa, per chi fa investimenti, insomma, oggi ci sono delle buone opportunità anche per chi non vuole, tra virgolette, correre rischi o correre troppi rischi, perché c'è sempre il rischio in qualsiasi investimento ne facciamo. Le obbligazioni, come dicevamo, cominciano dopo 8 anni, 9 anni in cui non davano valore, cominciano e ritornano a dar valore, e i mercati azionari sono comunque in maniera, se presi nel loro insieme, non fare mai delle scelte specifiche, non isolarsi mai in un solo mercato. Ci sono prodotti molto semplici che ci consentono di cogliere anche con piccoli importi tutto lo spettro dell'investibile. Sposare queste scelte piuttosto che quelle di scegliere un unico mercato, un unico orticello. E quindi essere più versatili. No, sì, lo spettro, più copriamo lo spettro, più siamo a riparo. Insomma. Grazie mille. Prego. Grazie al nostro esperto, grazie a voi di averci seguito e naturalmente rivedete in replica la nostra puntata. Buona serata, buon proseguimento, buon lavoro Stefano Zara. Buonasera.